ieri sia Neto che Alfageme hanno fatto un allenamento differenziato. Stamattina verifichiamo ulteriormente le loro condizioni, quindi potrebbero essere disponibili. Altinier anche lui è in fase di recupero e dobbiamo valutare la situazione, perché chiaramente Christian non si è allenato tutta la settimana. Il fatto però di comunque poter contare magari su Neto o Alfageme, uno dei due o tutti e due, anche quantomeno portarli in panchina se c'è bisogno, è già un passo avanti, no, rispetto a quello che era il quadro di inizio settimana. Sì, sicuramente avere a disposizione almeno 3 dei 4 attaccanti è già una cosa importante, però ripeto, non è una certezza in questo momento. Dobbiamo verificare bene, con attenzione, i rischi che ci sono. Chiaramente è una partita importante, molto importante, quindi dobbiamo essere concentrati e insomma capire che ormai sono tutte partite difficili. Avete visto il risultato del Teramo col Pordenone, non si può sottovalutare niente, nessuno. Senti, l'altra sera Inzaghi nella corsa, insomma, per il primo posto diceva che noi per battere praticamente la concorrenza, ha fatto riferimento al Parma ma anche al Padova, dobbiamo vincerne 11 su 12. Quindi il Padova è chiamato, insomma, se ne vince 11 su 12 credo che vinca il campionato. Credo, perché... Questo per dire però che i margini di errore sono proprio risicatissimi, no? Credo per tutti. Sì, ma è normale che sia così, ma che io potrei dire se ne vinciamo 12. non è così facile, insomma. Poi tutto ci può stare, tutto può succedere, però è chiaro che se il Venezia ne vince 11 su 12 penso che al 99% vinca il campionato. Ecco, invece venendo all'attualità della partita di domani, hai appena ricordato che il Teramo è reduce dal recupero vittorioso, quindi magari insomma avrà un po' di morale in più, anche se poi non vinceva da quasi 3 mesi. Che avversario ti aspetti e che partita il Padova deve interpretare? Ma il Teramo non veniva da un buon periodo, ha perso uno scontro diretto, poi ha fatto una discreta gara in casa con il Sudtirolo dove ha pareggiato e poi ha ottenuto questa vittoria contro il Pordenone e quindi è ancora lì, è ancora in una situazione di classifica difficile, quindi mi aspetto una gara complicata nel senso che ormai tutte le partite non sono semplici, dobbiamo interpretarla nel modo giusto, avere pazienza, perché probabilmente ci aspetteranno, non verranno altri a prenderci, anche perché col cambio dell'allenatore hanno variato un paio di volte il sistema di gioco e può essere che scelgano di aspettarci quasi con tutti gli effettivi sotto la linea della palla e poi cercare di colpirci in contropiede, quindi dovremmo essere bravi nella circolazione della palla, nel muoverla velocemente, anche se avete visto, non è una scusante, però è una difficoltà in più. Avete visto il campo anche mercoledì sera è ancora non in buone condizioni. Ecco, Dechenko come sta, avendo fatto 70 minuti domenica, 75 mercoledì? Dechenko sta bene, nel senso che sapevamo potesse avere qualche difficoltà nelle partite ravvicinate se avesse fatto gli interi 90 minuti, perché arriva da un lungo periodo dove ha giocato poco e quindi in queste situazioni l'allenamento conta, però tante volte avendo la possibilità di mettere più minuti nelle gambe a livello di gare dove c'è comunque una tensione nervosa, ci sono molte più energie da spendere, ti aiuta. Nei primi 6 mesi a Trapani ha giocato poco Caio, quindi sapevamo che dovevamo magari pagare qualche cosa nel doverlo aspettare. Quindi pensi che domani possa avere altri 70 minuti, possa farne anche 90, come l'hai visto negli ultimi giorni? Ma in questi 2 giorni dopo la Coppa l'abbiamo usati soprattutto per quelli che hanno giocato per
ripristino muscolare, un recupero, quindi però Caio ha la possibilità di fare 90 minuti e se c'è in questo momento da stringere i denti bisogna stringerli tutti quanti, o un attaccante, un difensore o chi presso, insomma. Ecco, per fortuna, se non altro al centrocampo è una scelta abbastanza ampia e insomma si è detto in settimana che la possibilità più concreta è quella di adattare un centrocampista dietro la prima punta, visto che sei coperto in mezzo. Quella è un'altra soluzione che possiamo andare ad attuare, visto che abbiamo anche qualche centrocampista con caratteristiche un po' più offensive, però ripeto, non ho ancora deciso perché voglio vedere e capire fino a domani la disponibilità degli attaccanti. Ecco, bisogna stare anche adesso un po' attenti alle diffide, perché proprio Dettori è uno di quelli in diffida. Settimana prossima c'è la Reggiana, chiaro che non li lasci fuori per questo motivo, però non si può fare calcoli noi e neanche i giocatori. Se c'è da spendere una munizione giusta bisogna spenderla in questo momento, perché tutti sono importanti. Io l'ho dimostrato non solo con le parole, con i fatti, che credo in tutta la rosa, quindi non devono pensare i giocatori alla gara successiva, dobbiamo pensare alla partita che andiamo a interpretare e ripeto, chi è diffidato e dovrà saltare la gara successiva, ce ne sarà un altro, non possiamo fare calcoli di questo tipo.